Sono 70 i comuni coinvolti per 31.600 famiglie interessate in Friuli Venezia Giulia nella 7ª edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Oggi l'Istat ha presentato le operazioni di raccolta dati. Sono previste 2 rilevazioni campionarie sul territorio, la rilevazione da lista e la rilevazione areale. I dati saranno poi integrati con quelle provenienti da fonti amministrative. La rilevazione da lista interessa in Friuli Venezia Giulia un campione di 70 comuni. Le famiglie coinvolte ricevono lettere personalizzate con le indicazioni per la compilazione online del questionario e successivamente 2 promemoria. Questa rilevazione acquisisce informazioni su famiglie, individui e abitazioni occupate che andranno a integrare il sistema dei registri della statistica ufficiale. Il censimento, ricorda l'Istat, è una fotografia del paese. Le informazioni fornite dalle famiglie tramite la compilazione dei questionari sono riferite alla mezzanotte tra il 5 e il 6 ottobre. Le famiglie possono pertanto compilare il questionario a partire dal 7 ottobre online da casa o da altra postazione oppure online presso il centro comunale di rilevazione. È l'unica rilevazione che ci consente di avere dati a un livello territoriale molto fine. Significa che abbiamo dati non solo a livello comunale ma anche a livello di territori, di singoli quartieri, circoscrizioni del territorio comunale. Fornisce informazioni sulla popolazione nel suo complesso, informazioni relative all'età, il sesso, la cittadinanza, informazioni sul grado di occupazione, sul livello di istruzione. Dal 12 novembre le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario in una delle modalità specificate verranno contattate a domicilio dai rilevatori per effettuare l'intervista faccia a faccia, per telefono dagli operatori comunali per effettuare l'intervista telefonica o fissare un appuntamento al CCR. La rilevazione areale avrà luogo tra l'11 ottobre e il 22 novembre e interessa 2 comuni in tutta la regione, Grado e Gorizia. Prevede un'intervista a domicilio effettuata da un rilevatore, ma è possibile rivolgersi anche ai centri comunali di rilevazione.